Saluti a tutti! Oggi analizzeremo il verbo spagnolo hablar, parlare in italiano, cercando di scoprire la sua origine e la sua corrispondenza con l'omologo sardo faidare. Nel percorso incontreremo il latino ablativo, caso che non appartiene alle declinazioni del greco e non condivide con questo la radice habl. Infatti in greco antico ablativo viene tradotto con affairetiche. Secondo alcuni studiosi il termine ablativo deriva dal latino ab più lativus, in cui ab indica provenienza e lativus traduce il verbo portare. I latini hanno inserito il caso ablativo nelle declinazioni prese dal greco per riportare la forma parlata, soprattutto le parole che terminavano per consonante. La funzione sintattica dell'ablativo è quella di indicare nella frase l'allontanamento, l'origine o il mezzo. L'ablativo è un caso presente in diverse lingue orientali, tra cui l'hittita, ma in nessuna di queste è chiamato con il sostantivo ablativo. Da dove allora i romani hanno preso questo termine? Vediamo se vi è un'alternativa a quella ufficiale sull'etimologia dell'ablativo. La canzone di Juan Pardo, Nome Hables, è divenuta un successo con decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube. A parte le parole melodiose d'amore e di rimprovero professate dal Pardo alla sua amata, chiedendole di non parlargli così, a noi interessa analizzare il verbo castigliano hablar, italiano parlare, che pare quasi estraneo alle lingue romanze. Infatti gli equivalenti catalano e occitano sono indicati con parlar, simile al francese parler, che si differenzia nell'Iberia nord-occidentale dal portoghese e dal galiziano falar. Il verbo falar appare l'omologo sardo falare, che significa scendere, ma potrebbe essere anche una via di mezzo tra il castigliano hablar e il sardo faidare. Il sassarese fabedda mostra che la doppia L latina del sostantivo femminile fabella, appartenente alla prima declinazione, si esprimeva come il nostro suono cacominale di fabeddare. In latino la fabella era l'aneddoto, la storiella, il racconto, ma anche la favola. Nel caso in cui questa divenisse fantastica, ovvero sia poco realistica, assumeva la denominazione di fabula. Infatti in latino il fabulo, sostantivo maschile della terza declinazione, è colui che architetta menzogne. Per questo la forma fabulo costituisce la prima persona singolare del verbo fabulare, vale a dire raccontare bugie. Il caso latino ablativus trova riscontro proprio etimologico nel verbo hablar, tanto da dare o esprimere il concetto di parlare fantasticando o narrare per congetture. Hablar è perciò la contrazione della voce abulare, in cui lo scivolamento della consonante liquida L ha generato la sincope della vocale U di hablar. La lettera latina H o eta greco a inizi di parola solitamente è una trascrizione dello spirito dolce greco, che in antichità indicava l'assenza di una fricativa glottidale sorda. Nelle varianti del nuorese il colpo di glutide a inizi di parola segna la feresi della consonante F. Nel nostro caso, infatti, fabula è pronunciato abula. Conseguentemente il verbo fabellare in logudorese faveddare è detto aedare, abitti. C'è quindi perfetta corrispondenza fra il castigliano hijo e il nuorese hizu per figlio, fizzo in logudorese e fillo in campidanese. Detto questo sorge spontanea una domanda: per quale motivo i romani avrebbero utilizzato una parola ispanica per chiamare il caso ablativus? Qui il caso si fa serio, direbbe un investigatore di fama. Per rispondere a questa domanda occorre tirare fuori dal cilindro il meglio delle fabulas, giusto per rimanere in tema. Nella cittadina di Bitti, capoluogo della omonima Barbagia, esiste un sito archeologico chiamato Suromanzesu, voce che richiama alla romanula, ossia la fonte di acqua gasata naturale, come quella del Palatino a Roma. Gli stessi abitanti di Bitti si considerano, per tradizione secolare, romani, discendenti o antenati dei più famosi capitolini. Nella propria variante sarda locale, oltretutto, il centro è chiamato Vizi e si confà al dies natalis solis invicti, quando si vuole esprimere il giorno del solstizio d'inverno. E qui
fra orune e bitti o vizi che la fabula diventa abula. La metastasi regressiva della consonante liquida L fa il resto. Fabulare diviene ablare. L'ablativo era dunque il caso che rispondeva alla vera lingua parlata, diversa da quella ibrida latina scritta. Quando Livio Andronico nel 240 a.C. presentò in forma solenne la sua prima opera in lingua latina comune per blasonare i festeggiamenti della vittoria dei Romani sulla prima guerra punica, Gneo Cornelio Scipione Calvo non era ancora entrato in Spagna, invasione che il comandante diresse nel 218 a.C., per cui i Romani poterono eventualmente acquisire elementi della lingua iberica solo 22 anni dopo la creazione della lingua latina comune. È chiaro dunque che il termine ablativus, così come il verbo hablar, hanno radici sarde. I verbi della prima coniugazione con infinito in are, sia esso sardo, sia latino, sia castigliano, escono in esse al modo congiuntivo, tempo presente, seconda persona singolare, come è nell'imperativo negativo di nome hables, al contrario dell'italiano in cui il verbo è espresso all'infinito, non mi parlare. Un dato curioso rilevato dall'avverbio di modo così che Juan Pardo pronuncia con así, nome hables, así, uguale a parte del sardo lugudrese, diverso dal latino dall'italiano. Le altre varianti del sardo hanno invece conservato la G di gasi. Ora nessuno vi venga a dire o ipotizzi che le corrispondenze linguistiche fra lo spagnolo e il sardo siano frutto dell'occupazione catalano-aragonese della Sardegna, avvenuta fra il Medioevo e l'età moderna, poiché nella letteratura sarda precedente a tale periodo le due lingue erano già consolidate nelle forme che conosciamo oggi. All'opposto c'è da dire che la toponomastica iberica è condizionata dalla lingua sarda, ab antiquo, a cominciare dalle regioni pirenaiche della Sardegna e della Barduria, dove la gente ballava la sardana. In altre parole, il verbo hablar è la contrazione con aferesi iniziale della consonante F e sincope della vocale U della voce fabulare, ovvero sia raccontare. Nella cultura popolare le fabulas venivano narrate dalle mamme ai bambini per farli addormentare anzitempo. Nel caso della canzone di Juan Pardo pare sia la donna ad affabulare l'uomo con menzogne. Infatti egli le risponde dicendo «Non me mientas che me duele, non mentirmi che mi duole». Che dire, anche nelle faulas emerge la millenaria cultura e lingua sarda. Saludos.